Tante le iniziative in città e in provincia oggi che si celebra la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Nel pomeriggio un convegno sul tema allo spazio Temenos su iniziativa dell'assessorato alle pari opportunità del comune di Agrigento in collaborazione con le associazioni femminili e i club service della città. Anche l'Istituto Fermi di Aragona in collaborazione con il centro antiviolenza e telefono aiuto approfondirà il tema e vedrà la presenza domani della Polizia di Stato impegnata nella campagna Questo non è amore con la dirigente della divisione anticrimine Maria Spatola. Il Sor Optimis di Agrigento, anche sensibile al tema, avvia il progetto Orange the World. Saranno infatti illuminate di arancio oltre Porta di Ponte le case del centro storico e l'ulivo ai piedi del Tempio della Concordia. Intanto ieri sera presso l'aula consiliare del Libero Consorzio si è parlato di violenza sessuale con un forte no alla violenza in famiglia, sul lavoro, verso le donne, organizzato dalla CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Ogni anno dedichiamo questo momento per la celebrazione della giornata che non può passare inosservata, atteso che comunque i casi di violenza sessuale, di femminicidio, di stalking sono in aumento. Quest'anno abbiamo voluto attenzionare il tema della violenza sessuale perché è la più invasiva rispetto alla violenza fisica, rispetto alla violenza psicologica, è quella che crea ferite nel corpo e nell'anima. Spesso viene agita in luoghi che sono i luoghi comuni, un po' è il senso di queste installazioni. I luoghi comuni sono la famiglia, ma sono anche la spiaggia, l'ambulatorio ginecologico oppure un semplice ambulatorio di guardia medica. Quindi abbiamo cercato di rappresentare un po' i luoghi che in questi ultimi mesi hanno visto protagoniste in modo negativo le donne vittime di abusi da parte anche di sanitari. Voi che tipo di aiuto date per sostenere questo tipo di donne? Noi diamo l'ascolto, un ascolto attivo delle informazioni su come procedere, la consulenza legale e un'assistenza attraverso l'istituto del gratuito patrocinio. Un'iniziativa in vista del 25 novembre che è la giornata dedicata alla violenza sulle donne. Sì, ho partecipato e sono stata contenta perché sentire un po' anche il sindacato, no? Su questo tema esprimersi e interessarsi è una cosa sicuramente importante. Ribadisco quello che ho detto poc'anzi, accanto a queste ricorrenze bisogna trovare strategie e soluzioni che sono legate soprattutto e fondamentalmente a delle norme che aiutino poi le donne realmente ad uscire da situazioni difficoltose. Dico soprattutto perché molto spesso è vero che la donna è soggetta alle violenze fuori casa, ma è anche e soprattutto soggetta alle violenze in casa e talvolta è costretta a restarvi con l'orco che pensava essere il suo principe azzurro perché non ha magari quella libertà economica che gli possa consentire di andare via, e quando poi magari arriva all'esasperazione di un rapporto e decide di andarsene, sappiamo quante volte cosa accade e come finisce, no? Quindi io credo che la politica debba muoversi in questo senso per aiutare queste donne in difficoltà a poter avere una autonomia economica